ci spiegherà tutto il da fare. Per cominciare, siccome è la prima volta che lo facciamo un aperitivo festa dimostrazione, non l'abbiamo mai fatta. Qui abbiamo invitato un gruppo di fortunati clienti, che abbiamo ospitato con molto piacere. Abbiamo poi 7, giusto? Clienti o seguaci o follower del grande maestro Massimo Gallo, e sono qua perché sta facendo il corso a Milano e sono venuti qua. Quindi prima di cominciare a diventare seri, facciamo un bel brindisi a noi, a voi e a Estasi di Marmo. Abbiamo incaricato i nostri amici qua dalla Calabria e ce la fanno. Tazze e bicchieri, alla salute dei cavalieri, bicchiere e tazze, alla salute dei ragazzi. Qui la maggioranza ha già bevuto qualcosa, ma soprattutto ha voglia di divertirsi. Allora, a questo punto cominciamo. Abbiamo qua il nostro... Passiamo alle cose serie. Paolo La Selva non è ancora ubriaco, quindi possiamo partire. E cosa succederà? Succederà che adesso Paolo e Massimo ci fanno una bella dimostrazione di Estasi di Marmo. Massimo, soprattutto, vi racconterà le ultime cose che ha scoperto in questi 2 anni di corsi che ha fatto. Così aumentiamo le capacità di tutti voi. Allora, a questo punto, Massimo, lo conoscete tutti, Paolo pure. Ciao, Paolo, puoi cominciare a raccontare la tua storia. Okay. Qualsiasi domanda avete, me la fate via chat che io vi rispondo. Ragazzi, avvicinatevi pure che adesso potete assistere in diretta. Ci sono? Ok, vado. Mi sentitemi? Ok, vado. Allora ragazzi, innanzitutto buonasera a tutti. Bellissimo vedervi, perché io ho 2 anni che non faccio più una dimostrazione con le persone in presenza, quindi è bello poter ritornare a spiegare. No. 25 anni di lavoro. E diciamo che oggi appunto, come ha detto poco fa Giorgio, siamo qui proprio per farvi vedere l'Estasi di Marmo. Io, come voi che state facendo il corso, ho avuto il grande piacere di poter essere addestrato da Massimo Gallo, quindi ho appreso quello che mi ha fatto capire per quello che è l'Estasi di Marmo. Non sono bravo come lui, però sono riuscito a tirar fuori comunque un qualcosa di mio e ho tirato fuori il mio Estasi di Marmo. E diciamo che la cosa nasce sempre da questo meraviglioso prodotto che oggi è Istinto. Quindi il lavoro verrà fatto con questo prodotto Istinto. La base di partenza, ragazzi, è sempre quella. Primus, naturale, e come dico sempre, siete voi i tecnici della parete. Siete voi a capire quale preparazione va fatta per quella specifica parete. Dopodiché si lavora con Istinto. Innanzitutto il catalogo di Estasi di Marmo fa vedere un catalogo praticamente fatto dal nostro artista Massimo Gallo, dove all'interno trovate queste meravigliose pareti, dove ogni parete viene poi ovviamente ben ha una leggenda dove in alto ci sono scritti i passaggi da utilizzare con l'istinto, ma poi soprattutto anche i colori da utilizzare per creare le venature. Qui trovate appunto una vasta gamma di fotografie, ma nulla poi vi vieta a magari creare voi il vostro Estasi di Marmo dopo che avete appunto seguito questa dimostrazione. Quindi una volta che ho dato il primus naturale, ora vado a far vedere come vado a realizzare questo pannello. Quindi la maggior parte del prodotto che verrà utilizzato è proprio Istinto bianco. A livello di attrezzatura utilizzo sempre la spatola dentata. Massimo, grazie. Abbiamo un casinista, ci vuole sempre. Allora,
Innanzitutto la spatola dentata ti aiuterà a calibrare lo spessore, quindi in questo caso stendo distinto bianco. La dentatura serve appositamente per dare lo spessore giusto. E un'altra cosa importante da fare è mantenere sempre questa inclinazione bassa in modo tale da darlo questo spessore, perché se io l'alzo tendo a portare via. Spatola con la parte stondata vado a pianificare la superficie. Che sto già grondando. Ok. Allora, una volta fatto questo, il catalogo mi suggerisce di utilizzare altri due colori, che in questo caso sono uno SC, quindi un colore molto forte, e un altro colore un po' meno forte, ma sempre di intensità, che è il 2ND. Quindi abbiamo un nero e un marroncino. Come? Mica bastardo. Allora, tu correggimi se magari faccio ovviamente un passo falso. È andato bene? Ok. Allora, a questo punto che cosa vado a fare? Vado ad inserire un po' di nero. E cerco proprio, come dicevi tu, di farmi anche seguire dal movimento della spatola. Quindi una volta che ho inserito in questo caso il nero, prendo il marroncino e sempre con la spatolina lo vado a posizionare su questa parte, riprendo un po' di nero. Okay. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi farmi vedere qualcosa? Va benissimo. Va bene? Ok. È un lavoro di getto, quindi è normale che... Io sto ovviamente cercando poi di ricreare quello che tu hai creato sul catalogo, come in questo caso in questo pannello, quindi ho cercato proprio di andare a vedere, di accontentare in questo caso il cliente dalla fotografia. Ovviamente ragazzi, queste sfumature che io ho creato bisogna aspettare che il prodotto poi appassisce per creare la cosiddetta slavatura, per poi alla fine andare a disegnare. Ma quello che ho capito è che in questa fase tu puoi iniziare a creare un disegno per poi comunque aggiungere eventualmente del colore se in quel caso la parete ti chiede appunto l'aggiunta del colore. Io adesso farò le ultime, prego. Poi mi fa vedere il gesto che fai con la spatolina. Tipo questo? Ok. E di qua c'ho il marrone. Quindi adesso che cosa vado ad aspettare? Che il prodotto
perda l'acqua. Una delle caratteristiche fondamentali che Istinto ha, quindi quando ti chiama che il prodotto è pronto per essere proprio schiacciato, è il cosiddetto touch. Adesso se noi tocchiamo il prodotto è morbido, quindi se io vado a creare questa cosiddetta slavatura, quindi bagnandola, andandola a schiacciare, non faccio nient'altro che creare un pastrocchio. Quindi questo, quando vado a fare questo lavoro, ovviamente devo aspettare questa tempistica. Ricordatevi sempre che la tempistica può variare da ovviamente la stagione in cui stiamo lavorando. Sicuramente oggi andiamo incontro a delle tempistiche molto più lunghe, oggi un po' più corte, ma il touch è sempre il, diciamo, cosiddetto time che ti dà per andarlo a schiacciare. Ok, vado bene? Mi puoi correggere, Allora, da quest'altra parte vado? Ok. Da quest'altra parte andrò a cercare di realizzare quello un po' più scuro, quindi in questo caso vado proprio a lavorare con più materiale scuro. Utilizzerò sempre il bianco, ma in questo caso utilizzerò anche il colore grigio. Quello che voglio andare a ricreare è questa finitura molto bella, ok? E anche questa finitura come in quell'altra, basta leggere qua in alto e qua in alto trovate appunto la didascalia dove vi scrive passo dopo passo quello che dovete fare. Qui lavoro in modo diverso. Allora, l'altra grande cosa che ho appreso da Massimo, soprattutto quando vado a fare queste finiture in questo modo, dove comunque c'è un predomino sia del colore scuro sia del colore chiaro, è che è molto importante è che tu mentalmente possa avere già più o meno uno schema di quello che deve essere l'estasi di marmo. E l'altra cosa che mi ha sempre suggerito mentre lavoravo è proprio il fatto di farmi trasportare da quello che tu stai vivendo in quel momento. Quindi quella spatolata particolare che ti sta venendo fuori, che magari ti può sembrare un qualcosa di brutto, in realtà è colei che poi ti può far venire fuori il particolare, il cosiddetto nodo della venatura e via dicendo. Il lavoro rimane sempre molto molto semplice, sempre lavorando con la tranquillità, e a questo punto partirò con il grigio. Uso sempre la spatola dentata. Grazie. No, quello no. Studio sempre. Ci dovrebbe essere, no, aspetta, non c'è. Ok. Ragazzi che ci guardate, alle vostre domande.
Allora, io quello che sto cercando di fare, ragazzi, è quello che a volte magari mi capita anche di vedere sui social, è di non fare una striscia come magari la pietra spaccata, che a volte fai una venatura che cade di qua e arriva fino giù. Quindi di cercare di creare proprio questi intrecci di colore, perché questi intrecci di colore sono coloro poi che ti fanno realizzare la cosiddetta parete di un marmo, perché la parete di un marmo ha proprio questo effetto, non ha dei segni perfettamente dritti e geometrici, giusto? E quindi il fatto di mischiare i colori in questo modo ti aiuterà sicuramente a realizzare sempre più veritiera la tua parete. Volendo, posso aiutarmi anche con la mezzaluna, soprattutto magari quando devi installare piccoli pezzi, quindi magari vuoi installare un grigio qua perché secondo il tuo punto di vista, il tuo essere di marmo, lo vuoi installare solamente qua, quindi puoi utilizzare la mezzaluna. Il prodotto ti lascia veramente molto tempo di lavoro, proprio perché la materia ha spessore, quindi la fretta qua non ci deve essere. Quindi con tutta la calma vai a fare questa stesura e poi vale lo stesso discorso che vi ho detto prima dell'altro pannello. Anche qui devo aspettare che il prodotto appassisce per essere poi schiacciato. Vuoi dare qualche spatolata? La vuoi dare? Guarda, è sicuramente un qualcosa di molto personale, quindi non posso Certo. dire che è sbagliato perché cioè, non esiste una regola generale, esiste semplicemente un'interpretazione di quello che uno vuole realizzare. Io posso dirti su questa traccia cosa Puoi fare quello che vedi tu. cosa vedo io, bravo, perché Che è quello che poi vedono anche loro. certo, Perché quindi loro Dai possono... Massimo, facci No. vedere cosa vedi tu, vai. io scommetto che ognuno di loro vede una cosa diversa, quindi ad Vediamo. esempio Maestro. Vai. Ce l'abbiamo qua. Facciamo lavorare. allora, quello che vedo io, innanzitutto questa traccia, no, che si inserisce di grigio sul bianco va bene, però io la tratterei perché appunto è qualcosa che appartiene a ogni, come dire, al sentimento di chi fa il lavoro, quindi vedrei una traccia un pochettino meno geometrica, un pochettino più sfumata, più movimentata, bravo. Come dice Cassano. Quindi lasciando semplicemente quello è la traccia che hai fatto tu, Paolo, però un accorgimento che è quello di creare più disgregazione tra le giunte dei diversi materiali. È proprio questa parte che deve essere proprio frastagliata in questo modo per non dare la sagoma. La sagoma. Però ecco, anticipiamo che c'è anche un momento in cui ecco, ci si accorge a un certo punto che quello che noi abbiamo fatto non ci soddisfa molto, quindi ci saranno diversi momenti dove noi possiamo fare degli accorgimenti, perché ecco, il materiale ci consente di intervenire in diverse fasi che man mano durante la serata facciamo vedere. Quindi molto semplice, diciamo, sotto questo aspetto, perché abbiamo la possibilità di recuperare errori o no errori, cioè cose che a noi non piacciono, e quindi li possiamo recuperare in diversi momenti. Ottimo, grazie. Prego. Vediamo se hai capito qualcosa. Ecco, Ok. La clac.
Okay. Ok, allora a questo punto dobbiamo solo aspettare che il prodotto quindi appassisca per poi poterlo schiacciare. Quando si va a compattare il prodotto, come vi dicevo prima, il tocco è fondamentale, perché il tocco proprio ti fa capire che il prodotto è pronto da schiacciare. Si nebulizza, quindi con poca acqua. Il principal modo, mai stare così attaccati, ma state più staccati, in modo che le gocce cadono sulla parete, e a quel punto inizio a schiacciare. Lì si inizia a creare, in questo caso, questa sfumatura di questi due colori. Qua anche la stessa cosa avverrà, ma poi è lì che Massimo ci farà vedere appunto il cosiddette novità, trucchi, perché ovviamente con più vai avanti con il lavoro, più scopre delle cose, e quindi subito poi a dare notizia a noi per fare in modo poi di comunque ampliare sempre di più il nostro bagaglio, ma soprattutto di sapere il modo per poter correggere un qualcosa, come dicevi tu, che magari non va bene. Quindi questi pannelli li mettiamo un attimo da parte, così li mettiamo qua dietro, tiriamo fuori i pannelli. Ok. Allora, noi abbiamo due strade, ragazzi, da poter avere, cioè, diciamo come proposta. Voglio una parete totalmente naturale, una parete finita con una cera naturale. Una volta che ho schiacciato istinto, devo prendere i miei colori, disegnare le mie venature, ultimo passaggio finale, cera d'api. A quel punto chiudete. Per tutti coloro che amano la naturalità, vogliono avere il prodotto naturale fatto con la cera naturale, si chiude in questo modo. Ci sono altre possibilità. Di là ne avete vista una bellissima, ipervetro con vetro opaco, quella parete nera meravigliosa, ipervetro da solo, oppure, come vi faremo vedere questa sera, vetro lucido, vetro opaco, o la novità che stiamo portando fuori da un po' di tempo a questa parte, sarà il vetro satinato. Cosa che Massimo, dimmi se sbaglio, quando invece vado ad applicare o vetro o ipervetro, la base sotto, prima di disegnare, deve essere trattata con vetro satinato. Vetro satinato in quel caso servirà per farti scivolare bene con il pennello, quindi andrete a disegnare, ma soprattutto servirà per iniziare a dare un prodotto che ti va a isolare dalla calce, perché una volta che ho finito di disegnare con le venature, vetro satinato, ultima mano, quindi andiamo nel complessivo di 2 mani di vetro satinato, giorno dopo trattamento con ipervetro. Questo è un passaggio obbligatorio da fare, perché bisogna isolare la calce. Il modo per isolare la calce sono queste 2 mani di vetro satinato, che una daremo prima per agevolare la venatura e l'altra la daremo poi come finitura. Prego. Facciamo un passo indietro. Non è obbligatorio mettere ipervetro. Esatto. Non vorrei che passasse che è Giusto. obbligatorio mettere ipervetro. Anzi, io dopo un anno o più che facciamo questo lavoro, cosa ho capito? Ho capito che ipervetro dobbiamo andare a mettere solo quando facciamo box doccia. Oppure, se vogliamo, veramente una parete completamente liscia, lucida, vetrosa. Oppure se vogliamo fare un piano, una cucina. Come di là. Ma altrimenti andiamo via tranquilli con vetro satinato e con cera d'api. Difatti oggi vi facciamo vedere esattamente queste 2 finiture. Ok? Yeah.
Abbiamo due alternative. Magari aggiungiamo Vai. a questo punto un piccolo accorgimento. Ecco, mettiamo caso che ci accorgiamo, quindi il giorno dopo, che c'è qualcosa sulla parete che manca, quindi vogliamo fare un accorgimento, un qualcosa che ormai non possiamo tornare indietro, istinto è asciutto, non si può tornare indietro. Quindi c'è un momento, uno dei momenti in cui ci si può fare degli accorgimenti ed è il giorno dopo. Quindi istinto, come in questo caso, è asciutto, quindi non si può intervenire più con istinto in pasta, abbiamo la possibilità di intervenire con le velature. Cosa intendo per velature? Intendo vetro diluito 1:10, quindi che ci dà la possibilità, ecco, al colorante, quindi vetro 1:10 con il colorante SC, andiamo a tracciare delle chiazze, delle venature. Qui non parliamo di venature, parliamo ancora di un fondo del marmo, perché poi le venature verranno fatte successivamente con vetro diluito. Quindi abbiamo questo enorme vantaggio, e questo io credo che sia anche la bellezza di questo prodotto, che ci sono diverse fasi per poter cambiare il lavoro, certo. Adesso non possiamo cambiarlo più con istinto, però con vetro e l'SC noi possiamo fare degli accorgimenti, se ci sono da fare, non è ecco, una prassi per forza. Ecco. Piero, abbiamo qui risultato la richiesta di Piero Libertino sapere chi è vetro. Naturalmente credo che loro abbiano usato vetro lucido, da quello che vedo, ma è totalmente irrilevante. Anche il vetro opaco va bene, anche il vetro satinato va bene. Vedi che lui va a occhio, butta dentro, segue il suo istinto in questo caso qua, no? Perché deve fare una velatura. Sì, perché la caratteristica della velatura è proprio questa, è quella di lasciare una traccia sulla parete, però senza che vada a coprire quello che c'è sotto, cioè ci deve fare semplicemente una trasparenza di una zona scura che magari a noi non è piaciuta precedentemente. Allora, prendo la spugna e la metto sempre dentro vetro. Neutro. Diluito 1:10, sì, certo. Ok. Poi quindi attingo la spugna dentro il vetro diluito, come miscelato con SC, e vado a fare le tracce che secondo me, ecco, si possono aggiungere in questo momento. Ad esempio, in questo caso, poi è tutto una visione personale, ripeto, però ecco, vogliamo dare delle piccole accorgimenti. Quindi poi adesso è bagnato il vetro non colorato per sfumare la parte... Sì, non colorato, perché a me serve quello che è importante è che... Tutte e due, sì, perché a me serve quello se nel caso in cui voglio ancora renderla più trasparente la velatura, oppure nel caso in cui io voglio un'intensità superiore, la faccio direttamente con vetro colorato. Ripeto, questi passaggi non sono importanti, sono cioè non indispensabili, servono soltanto se cioè ci accorgiamo che c'è qualcosa che noi vogliamo cambiare. Perché dico che è importante questi passaggi, questi accorgimenti? Perché noi stiamo creando il fondo di quello che poi dovrà essere il marmo, ecco, l'indomani. Quindi per noi è importante creare dei movimenti, delle variazioni cromatiche che poi domani ci aiuteranno a dare, ci aiuteranno appunto... Andrai a disegnare qua.
Certo. Tu utilizzerai questa macchia per disegnare poi la venatura e quindi accompagnare l'effetto con questo gioco di colori. Certo, sono delle tracce queste qua per noi, tracce, ripeto, trasparenti, quindi indispensabili questo aspetto della trasparenza, perché il marmo non deve essere una sovrapposizione coprente, deve essere una sovrapposizione di velature dove si intravede sempre quello che c'è sotto. Noi qua potremmo aggiungere anche una colorazione col GF, quindi in modo, cioè ci possono essere variazioni cromatiche infinite, quindi diventa un qualcosa di molto creativo, molto bello. Quindi questo qui saranno le tracce che poi domani noi andremo a seguire con domani, cioè come dire l'indomani che si fa, che andremo a seguire con il pennello. Ottimo. Ora i pennelli. Ora i pennelli. Ora i pennelli. Ok. Allora, la cosa che ragazzi dove sono? avete visto che ha fatto Massimo è, come hai detto tu, un po' anche ad occhio, quindi anche davanti al cliente far vedere queste cose sicuramente aumenta la professionalità. Io ho visto lavorare lui con 2, 3, 4 colori, i bicchierini in mano, pucciava a pennellino, quindi queste sfumature che andava a creare. Io mi voglio riallacciare proprio al discorso che dice lui, avere veramente nella testa già quello che voglio andare a creare. Poi sicuramente con più allenamento fai e più tirerai fuori il tuo estasi di marmo, perché anche Massimo Gallo, secondo me, la parete che ha fatto di là, a ripeterla tale quale, si vedrà la sua firma, si vedrà che è Massimo Gallo, ma a ripeterla uguale, no, quindi sono proprio pareti uniche che andrete a installare all'interno della casa. Allora, il lavoro che viene fatto è sempre con vetro diluito 1:10, colore all'interno, in questo caso stiamo utilizzando l'SC, e soprattutto per tirare fuori il cosiddetta tinta bianca abbiamo questo barattolino chiamato BO, che è il biossido di titanio. Quindi anch'esso diluito con il vetro 1:10, lo mettete all'interno del vetro diluito 1:10 e poi l'altra cosa che ho capito, ma Massimo sicuramente sarà ancora più specifico, ragazzi, ogni pennello ha la sua dimensione, quindi punta fine, punta grande, punta un po' più grande. Io te li do in mano tutti. Metterò anch'io di qua, dimmi tu quale vuoi fare, Ogni pennello non è casuale, il pennello con queste setole lunghe non è casuale perché come dire, la caratteristica del pennello con le setole lunghe è perché il pennello non deve essere inteso come una penna, uno va a disegnare con la punta come se stesse appunto scrivendo, no. Il pennello deve essere con la setola lunga perché deve avere la possibilità di lavorarlo, almeno per come lo intendo io, lavorarlo in modo coricato, quindi così in modo casuale, quindi non deve avere una traccia simmetrica precisa, deve andare a scorrere casualmente sul pannello, quindi su istinto, seguire alcune tracce che ci sono già. E quindi è la cosa importante, la venatura non deve partire da sopra, finire sotto in un modo ed una, come dire, intensità e spessore preciso, no. Deve, cioè parti carichi e poi allo stesso tempo sfumi la stessa venatura. Sfumi e soprattutto è la posizione del pennello che bisogna mantenere sul pannello, cioè farla cambiare spesso di posizione. Adesso vi farò vedere come io intendo, come a me piace, insomma, la venatura del marmo. Allora, innanzitutto preparo sempre vetro diluito 1:10 e colorante. Il colorante è in funzione all'intensità che io voglio dare, quindi non c'è una regola precisa. L'altra, nell'altro bicchiere c'è il vetro diluito. Il vetro diluito serve a cosa? Per fare in modo che nel momento in cui io decido, mentre faccio la venatura, che voglio aggiungere una trasparenza, un cambiamento cromatico molto più delicato, io attingo il pennello dentro
Cambio l'intensità, che è come se io avessi due colori, però ho un colore con... metodo ecco, diluito per far diventare il nero grigio. bravo, grigio, e soprattutto cambiarlo sempre di posizione. Ecco, mi sono accorto che è troppo forte, io vado a... The magic moment. Vedi, la cosa molto bella che sicuramente qualcuno di voi può avere e già avere di suo è la continuità della venatura. Quindi avere sempre questa traccia che continuativa. Quindi il consiglio che do è proprio questo. La venatura che viene fatta, la caratteristica indispensabile che deve avere è quella di essere trasparente. Quindi la trasparenza, il diverso spessore che ha durante la sua venatura, quella è la caratteristica importante del marmo, appunto, per dare un aspetto molto vero, non finto. Quindi notate come io faccio, ecco, rotolare il pennello, però cioè, non inizio e finisco, cerco anche in modo casuale così, perché poi alla fine contano le variazioni cromatiche che il pennello deve avere sul lavoro che si va a fare. In base a come pressi ti dà la traccia più grossa e più fine. Certo. Così fai la rotazione per marcare il chiaro e scuro e con la punta poi disegni. Certo, bisogna sempre, cioè meno simmetria, meno regolarità si dà al pannello e più si raggiunge l'effetto naturale, perché il marmo non è una legge precisa, un qualcosa di matematico, 2 più 2 fa 4, oppure qui c'è una venatura in un certo modo, qui bisogna ripeterla. Assolutamente, anzi al contrario. Va cambiata. Cioè, il fatto di non avere l'equilibrio, la venatura, rispetto una parte del pannello rispetto a un'altra, ti dà proprio la naturalità dell'effetto che si vuole fare. Posso? Cambierebbe se mi saresti da sotto? No, allora non ci sono regole. È importante seguire quello che uno ha in testa, no? E che poi spesso nel momento in cui tu attingi il pennello dentro il bicchiere e segui quello che tu hai fatto precedentemente, alcune cose ti nascono, ecco, al momento. Cioè non sempre non è che sempre tu vedi tutte le venature, tu parti, poi segui, come se stai percorrendo una strada, la segui, quindi è un aspetto molto bello, un aspetto creativo. Una delle cose che mi sembra di aver capito sempre da te è proprio che magari di seguire anche questi disegni tracciati dal colore per poi farli diventare dei nodi e queste cose qua, quindi proprio utilizzare questo gioco di colore che ti viene fuori per creare il cosiddetto nodo poi del marmo. È importante seguire quello che sei stato fatto, per questo io punto molto su quello che nella prima fase, perché la prima fase è quello che poi ti detta tutto il lavoro successivo. È normale che la venatura deve andare a contornare, a circoscrivere quelle zone di chiaro che si sono create, quindi sono importanti questi aspetti che dici tu. Quindi si va. Massimo, scusa, una domanda tecnica. Sì. Ti domandano se qui abbiamo già dato vetro qua. No, il vetro No. è qua.
vetro satinato, Questo qui è la fase successiva. Ok. No, perché mi domandavano per sapere questo assorbimento che è adesso va bene così, perché lui, nel momento che lui sta tirando. Certo, perché ci sono due direzioni con cui si può realizzare il lavoro, cioè se il lavoro viene realizzato, il cliente vuole un lavoro con una finitura a vetro o ipervetro, allora noi andiamo a fare vetro diluito 1:10 e abbiamo una uniformità di assorbimento e quindi ci faciliterebbe effettivamente la venatura sul vetro diluito 1:10. Però se il cliente vuole una finitura a cera, noi dobbiamo garantirgli il massimo della traspirabilità del supporto, quindi andiamo a fare la venatura direttamente sul supporto istinto, quindi si va a incastrare, passatemi questo termine, nel supporto, quindi diventa tutt'uno. Essendo vetro diluito, il vetro 1:10 è molto diluito, quindi non crea una barriera alla cera, quindi si possono fare tranquillamente le venature. Il consiglio che vi do è questo: se voi avete una parete da fare con finitura vetro o ipervetro, fate vetro diluito 1:10 perché vi faciliterà la lavorazione, questo è sicuro. Però se il cliente vi chiede voglio una parete finita con cera, chiaramente non gli potete passare vetro diluito 1:10, quindi sono importanti questi aspetti. Niente, quindi si può continuare a tracciare. Sì. Quindi il colore lo diluiamo con acqua? No. In quel caso o sempre con vetro? Vetro diluito 1:10, puoi anche colorarlo. Però se dobbiamo fare la cera, sempre 1:10 vetro per le vene. Sempre 1:10 fisso per le vene. Sì, tu fai... Sì. Questo pannello qua adesso non è trattato, qui non c'è vetro satinato, lui ha steso, dopodiché ce l'adapti. Finito il lavoro. Però comunque il vetro, il colore per le vene è sempre stato diluito 1:10. Certo, Quello sempre. sempre. Lui quello che ti ha detto è che, esatto, che se dovessi utilizzare l'ipervetro, allora devi utilizzare il vetro satinato come prima mano, ti agevolerà anche nella stesura delle venature, per poi dare vetro satinato ultima mano e poi in quel caso ipervetro. Ma se tu devi finire questo con vetro satinato, disegni, vetro satinato, hai finito, ok? Non c'è la dapi, venature sempre diluite con il vetro. Bravissimo, Però esatto. la mano di fondo gliela fai di vetro. No, la fai solo se devi lavorare con l'ipervetro, ok? Quando lavorate col bicomponente. Grazie. Sì, li usi tutti, ne usi tendenzialmente uno perché ti piace di più uno piuttosto che... Guarda, io tendenzialmente all'inizio uso questi che hanno più capacità di serbatoio, chiamiamolo così, perché essendo con la setola con lo spessore più importante, quindi ha più capacità di trattenere la quantità di colore che metti, quindi puoi tracciare di più. Però chiaramente la bellezza, secondo me, di questo pennello è che tu con un pennello o con due pennelli riesci a fare diverse lavorazioni, cioè una venatura di 3 centimetri, 3,5, riesci a farla da 2 centimetri se lo inclini diversamente, riesci a farla da 1 millimetro se vuoi fare un qualcosa di molto sottile. Quindi il pennello è, a mio parere, indispensabile la setola lunga. Poi la variazione, se uno vuole il numero 3, il numero 4 è un po' personale, perché queste per voi sono delle indicazioni che poi voi in pratica li mettete in pratica e voi stessi vi fate una vostra linea, un vostro modo di interpretare le cose, perché queste sono delle indicazioni per come noi intendiamo il marmo. A voi poi serve, come dire, partire da questo, però arrivare ad una vostra idea di marmo. E in effetti io quello che vedo nei corsi, non ho mai visto da un anno a questa parte 2 pannelli uguali, ma neanche se gli dite che fammi 2 pannelli uguali, non riuscite mai a farli. E questo per il cliente deve essere un qualcosa di importantissimo, di bello.
La mia domanda era perché... No, ma quante domande stai facendo? Madonna mia. Lo spritz. Una venatura con lo spritz. Perché comunque sia, l'esperienza mia Sì. prediligo un pennello piuttosto che più Che più di? un pennello, devo utilizzare più pennelli piuttosto che uno solo. Io ne trovo meglio a lavorare con un pennello solo e riesco a fare quello che hai detto te, più effetti e più venature. Guarda, e ripeto, è sempre un qualcosa di sì, molto soggettivo, quindi ognuno di noi abbiamo un modo di intendere, quindi noi ti diamo delle indicazioni, poi sta a te, anzi è tuo dovere secondo me, interpretarle a tuo modo. Perché la differenza è abissale, secondo me, ma anche secondo te. Questo è il mio estasi di Malmo. No, io aspetta. No, però per dirti, no. Sì, ho fatto come mi hai insegnato lui, ho tirato fuori una mia espressione di quello che ho visto io, capito? Certo, ho cercato di andare a vedere, di cercare di farlo più simile possibile al catalogo, ma ti ha risposto adesso anche lui. Non ce la fa nemmeno lui, nonostante sia proprio quello che ha creato. Certo, dico la tua potenzialità, perché ti fermi e ti blocchi su quel disegno. Qua la cosa che sicuramente ti agevola, io ho la fortuna di lavorarci qui in Graisan, quindi io appena è andato via lui ho preso e ho iniziato a tirar fuori qualcosa, cercando subito di approfittare di quello che avevo appreso da Massimo. Quindi sicuramente una cosa che si può fare, ragazzi, che avanza qualche prodotto, anziché lasciarlo, buttarlo, ritocchi, prendi, porti a casa, butti su, prendi un pennellino e comunque ti alleni in qualche modo, perché comunque il 90% è il fondo, il 10% hai tu da mettere le venature e quindi lì aumenti sempre di più la tua... Secondo me tra 10 fondi e 90 sei tu. Certo, ma te l'ha detto, lui è il primo che ti dice questa cosa ed è la prima parola che ci ha detto a noi quando è venuto qua a cercarsi di far capire questa cosa. Dovete avere... Sai dove inizi. Ma non sai dove arrivi, è vero, è vero. Vero, vero. È rimasto qua, è rimasto. Cioè io Massimo conoscevo questo prima Eh sì, io Massimo poi lo conosco da bilioni di anni. il concetto, ripeto, poi è sempre personale. L'importante è infrangere la linea, quindi con un altro pennello, con una spugna, con la mano e dare l'irregolarità. Quella è la caratteristica, l'irregolarità alla venatura. Quindi, come dire, si potrebbe continuare così, però ecco, ripeto, l'importanza del fondo. Il fondo è importantissimo. Io, per come intendo io il marmo, a me non piace il marmo di un colore grigio, tutto grigio, con la venatura bianca. Per me quello, però è un parere personale, non è marmo, cioè il marmo ha delle intrecce, delle velature di colori infiniti, bellissimi. Non è un fondo con sopra una rete attaccata, però chiaramente sono delle visioni, diciamo, personali. Io quello che vi posso dire è: lavorate molto sul fondo, date movimento il più irregolare possibile al fondo e poi con la venatura andate un pochettino a percorrere, a circoscrivere le cose che avete fatto il giorno prima. Stasera appunto vi diremo poi successivamente tutti gli accorgimenti, se ci sono dei momenti in cui il lavoro non vi soddisfa, allora pensate di come poter intervenire per cambiare, variare se c'è qualcosa. Massimo. Ok. Ecco, una variazione importante che io dico sia... Quale? Fai la correzione eventualmente su questo, su quello lì viene meglio, no? Sì, anche su quello, uguale Paolo. Uguale, anche per pure questo puoi mettere. Prima c'era quello, poi ho visto quello. Di chi è questo spritz? Mio? No, il mio è là. Non è mio, eh? No, è Vincenzo. Ah, grazie. Scusa, è mio.
Allora, io adesso... No, tu fai, ecco, la compattatura. compattatura, diremo a fine compattatura se c'è qualcosa che a te non piace Ok. o che vorresti cambiare, come poterlo fare. Questo maestro me lo devi dire. E dopo, adesso no. Allora, mai così, ragazzi, mai in questo modo, vi staccate, fate cadere le gocce sulla parete. Io quando si schiaccia utilizzo la mia spatola. Carta. Io questo lo tolgo dove lì, esatto, è lì che volevo arrivare, oppure fagli vedere per favore. Rifà. Ok. Aspetta che lo vado a prendere qua. Vai. Probabilmente arriviamo La a fai? quello che ti volevo dire io. Vai. Nel momento in cui ci si accorge di avere stesso istinto con il colore, appunto, in questo caso SC, e c'è qualcosa che noi vogliamo cambiare, non ci soddisfa, c'è un accorgimento che non ci siamo resi conto e vogliamo cambiarlo. Come possiamo farlo? O con questa pappina, appunto, che si è creata in questo momento, quindi un pochettino sporca, diciamo, oppure sempre con... No, quella è un'altra opzione successiva, con istinto SC. Certo, perché in questa fase il prodotto è ancora morbido, quindi si può rimettere e ritoccare E eventualmente quella rimettere. parte. Benissimo, quindi Vai. in questo caso ecco qua. In questo caso e allora questo tipo di sfumatura, ecco, che appunto come dire, viene prodotta dal fatto di avere compattato questa zona scura, ci crea questa pappina. Questa pappina non fa altro che andare a depositarsi in quello che è la struttura di istinto, mantenendo questa trasparenza. Ed è importante perché riusciamo a riprendere un qualcosa che magari, se ci siamo resi conto prima che bisognava cambiare, in questo caso abbiamo la possibilità di modificarlo. Non si butta niente, recuperiamo anche la pappina. Spatolina, Paolo? Qua. Questo è un altro modo per creare queste sfumature meno...
Quindi semplicemente si vanno a fare delle piccole trasparenze rispetto a quello che è stato fatto prima, delle trasparenze dove pensiamo di doverle fare, non è indispensabile, perché se noi riusciamo dall'inizio a dare, a raggiungere l'obiettivo che vogliamo, noi questo momento lo possiamo evitare. Anticipo semplicemente che quindi ci sarà un altro momento in cui ancora noi possiamo andare a correggere il nostro pannello, ed è il giorno dopo aver fatto istinto, quindi la parete. Noi arriviamo il giorno dopo a fare la venatura, ci accorgiamo che il pannello, come ho fatto vedere prima, la parete, c'è qualcosa che noi vogliamo aggiungere, con vetro diluito e il colorante ancora abbiamo la possibilità di intervenire. Quello che abbiamo fatto prima con la spugna. Quindi questo è il metodo da fare bagnato su bagnato, quindi quando il prodotto è ancora fresco, mentre, scusami Fabio, col vetro diluito 1 a 10 il colorante, si può con la spugna creare quelle intensità di sfumature e anche variazioni cromatiche, sì. non solo lavorare con il grigio. sempre comunque una tua decisione, sei tu che guardi la parete, sei tu che decidi se manca un qualcosa, sì o no. Noi possiamo dare gli strumenti, il modo di poter dare la possibilità di cambiarlo. Ho questo strumento per poterlo fare, non voglio cambiarlo, lo lasci com'è e il lavoro è a posto. Chiaro? Ok. Ok, niente, finiamo di schiacciarlo questo. Sì. Ragazzi, una volta che è schiacciato il prodotto, per tirar fuori poi la sua bella lucidatura, bisogna aspettare almeno 1 ora, 2 ore. Cioè, lì nel nostro gergo famoso è la parete ti sta chiamando. Se tu che capisci che la parete in quel momento sta tirando, la spatola scalda la calce e ottenete una lucidatura totalmente naturale. È chiaro che in base poi ai colori che andrai a mettere ci può essere una tempistica maggiore se utilizzi dei colori più forti proprio per la quantità di colore che va all'interno di istinto. Fatto questo, una volta lucidata che la parete è asciutta, poi da lì facciamo il disegno, finito il disegno, da lì possiamo iniziare poi a decidere come andare a proteggere la nostra parete. Ok? Domande? Minchia, se dopo mentre mangio la focaccia qualcuno si avvicina è sempre così, è stato normale che sia così. Ragazzi, io voglio condividere con voi, anzi consigliare a voi, se dovete fare un marmo molto chiaro, quindi un marmo bianco molto delicato, no? Perché questa tecnica del materiale che si aggiunge, bellissimo, però se voglio fare un qualcosa di molto delicato, io ripeto quello che ho fatto qua, su una parete bianca di istinto, senza neanche fare la lavorazione con SC, no? La compattate, durante la compattatura, quindi durante la compattatura voi spruzzate con l'acqua questa fase di schiacciatura, immaginate che non c'erano queste zone che è completamente bianco intense, okay. Voi con istinto riuscite a dare quelle trame delicate, leggere, leggerissime, perché chi vuole raggiungere l'obiettivo di fare un marmo delicato, vedete che i marmi hanno quelle trasparenze sottili, impercettibili. Nella fase di compattatura, utilizzare istinto. Durante la fase di compattatura vi garantisco che io in questi corsi che sto facendo e che ringrazio Giorgio che ci dà questa possibilità di poterli fare, mi sono accorto che è una fase indispensabile. Quindi do il consiglio di elaborare voi nelle queste indicazioni per poter fare i pannelli chiari.
Ok? Sì, Andiamo avanti. allora, quelle sono da schiacciare. Ok, inizia a schiacciare Paolo come da prassi, che facciamo vedere l'accorgimento che si può fare sempre nel caso in cui noi non siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino a questo punto. Ma aggiungere anche se non siamo contenti, come possiamo dare un valore aggiunto a quello che abbiamo fatto. Allora, ecco, anche nella fase della compattatura voi noterete un cambiamento del pannello, quindi la compattatura darà delle variazioni cromatiche che a noi potrebbero piacere, ma potrebbero non piacere, perché durante la compattatura i materiali si muovono, quindi le colorazioni, soprattutto quando sono colorazioni forti, andranno ad invadere il bianco o viceversa, quindi ci potrebbero essere delle situazioni in cui uno non è soddisfatto. Allora, come si può intervenire quando nella fase di compattatura quello che si è creato non piace, non è soddisfacente, oppure si vuole aggiungere qualcosa di particolare? Io sempre durante i corsi non ho niente, un po' di SC. Sì. Ok. Sempre con SC, se noi vogliamo cambiare questa traccia, noi facciamo sempre SC, quindi istinto SC, lo mettiamo sul frattazzo, lo andiamo a posizionare sopra. Ecco, un aspetto importante che volevo dirvi è si comporta come spatola stucchi. Perché che succede? Istinto, la materia, la parte corposa si va a inserire nei pori di istinto che c'è già, non riesce a muoverlo perché lo lascia. Vedete, io ho fatto, è come se io avessi preso spatola stucchi, un prodotto molto sottile, e andare a creare queste cose. In effetti voi notate che anche la superficie è molto più liscia, quindi questo accorgimento va a migliorare la superficie, a renderla anche più liscia, quindi creando anche queste variazioni cromatiche importanti.
anche questa massa qua, vedete, io la vedo troppo bianca, quindi Anche questa roba qui è bella, però sì, ok. quindi in questo caso uno dice cosa posso fare, ormai istinto Certo. non posso più lavorare, invece no, c'è, ripeto, ma anche senza pappini, anche un istinto stesso. Dello stesso colore, Sì. grigio, nero. Questo è istinto nero, giusto? Certo. Quindi istinto com'è? Lui non dà la caratteristica che non riuscirà a dare spessore. Certo, entra dentro e ti crea Cioè questa... è importante perché non dà spessore, quindi non farà una sovrapposizione a livello proprio di spessore, ma darà una sovrapposizione soltanto di colore che ecco, andrà a fare la venatura che io voglio fare. Ma cambiare completamente quella... Lui sta facendo tutte queste cose che si può parlare quando non vedi, ovviamente lui perché lo fa adesso? Non avendo lavorato, lui non vede dove andrà poi a inserire quello che secondo lui è la sua tecnica per realizzare l'essere di mano. Molto valida anche perché voi iniziare possa creare questo lavoro, la percentuale ci può anche stare, che tu riesca a creare questa roba qua, ma in questo modo tu la vai a sfumare arricchendola con del colore e poi andando a diciamo dilegnarla con le venature. Quindi questa variazione cromatica si può fare sia con l'istinto SC e sia col bianco. Nel caso in cui invece vogliamo aggiungere, spegnere una parte, ma ripeto l'importanza è fare questi effetti senza sovrapposizione di colore, cioè il supporto è sempre liscio. Se ti avessi detto che mi trova pure di asco. Allora, istinto sempre denso, non diluito, niente, denso. Niente aggiunta di acqua, niente. Adesso qual è la zona che vorresti secondo te? Non ce n'è molto di grigio, però sì, metti l'ipotesi di trovare quindi questa parte qua, guardate ragazzi. Questa è anche un'altra cosa, aiutarsi non con molta acqua, dato giusto una spruzzata per poter scivolare meglio col prodotto e per sfumarlo col bianco. Bellissimo Massimo, wow. Ecco, questa qua è una cosa che tu dopo prendi e la vai sicuramente a... Si fa questo quasi senza sovrapposizione, certo. Ed è molto molto bello. Cioè una correzione che fino a prima era impensabile, hai fatto istinto e non puoi correggerlo, è quello. Invece adesso l'altro vantaggio può essere quello di riuscire a rendere istinto perfetto, cioè tu vai a chiudere tutti i poli di istinto con questa tecnica, lavorando con il chiaro e l'oscuro, tutte le non imperfezioni, le porosità di istinto, quindi la granulometria vengono chiuse perché si comporta quasi il poro che ti rimane aperto poi viene chiuso come se tu stessi adoperando un materiale sottile, invece alla fine è sempre istinto che lo adoperi in un modo diverso.
Ci siamo? Attiva Paola, Allora, dicevo, questo trucchetto noi lo raccontiamo da anni per lo spazolastucchi, cioè quando noi diamo la terza mano di spazolastucchi si forma la famosa pappetta, con quella pappetta lì, se noi la andiamo a schiacciare, andiamo a chiudere completamente i pori e abbiamo questo marmo completamente liscio. Lo stesso funziona anche con istinto, quando noi lo vogliamo molto liscio possiamo usare quella pappetta, anche quando facciamo la pietra levigata, la stessa cosa, quella pappetta lì ci aiuta a chiudere. Quando facciamo la pietra spaccata, facciamo il disegno della spaccatura, poi in mezzo lo vogliamo liscio, con quella pappettina lì lo tiriamo liscio. Questo è un trucco molto interessante che in questo caso, a maggior ragione, ci dà proprio il disegno. Lo trovo molto fico. A questo punto però ti ricordo che sono già le 8 meno un quarto, noi alle 8 vogliamo chiudere, anche perché io devo andare a una cena, quindi poi queste cose no, tra un po' se ne vanno. Soltanto 3 secondi per un piccolo accorgimento. Allora, qui questo accorgimento, poi io voglio che tu mi pigli l'altro certo. e fai un po' di venatura. Ok. Tutti stanno zitti a guardarti quando tu fai le venature. Tanto quello Dici. questo. Dici l'ultimo trucco. Quindi sempre con istinto, se noi vogliamo delimitare delle zone che anche l'indomani noi possiamo fare sempre con le velature e con SC, però in questo caso noi vogliamo delimitare qualcosa perché magari ci rendiamo conto che è stato mischiato troppo. Quindi ancora proprio possiamo intervenire continuamente. Quindi veramente ci sono tantissimi momenti in cui si può intervenire ad apportare correzioni. Quindi possiamo ancora andare a delimitare alcune zone che noi vogliamo delimitare. Ok, quindi Paolo? Farti una venatura qua, soprattutto perché questo sai lì c'è il colore, qua c'è tutto il bianco, quindi far vedere proprio come fai a creare queste diciamo venature bellissime su un fondo bianco molto molto bello,
poi sarebbero queste che Giorgio ha fotografato molto bene in modo da far vedere bene il dettaglio, e questa poi è la parete finale. Scusami, ti ho messo un po' di colore in più, però sicuramente pensaci tu, bravo, che sei l'artista. Allora lì tu hai il, esatto, hai Abbiamo sempre il vetro esatto, diluito, esatto. sempre, è importante averlo sempre a fianco del colorante, perché è quello che ci deve, nel momento in cui ci rendiamo conto che non è l'intensità che vogliamo, che è troppo forte, o perché vogliamo variarla, perché è importante variare la vai venatura, sempre a stonare, attingiamo in quello, cioè non deve essere un unico colore, cioè facendo queste variazioni è come se noi adoperiamo 3 sfumature di grigio, diverso. Invece è soltanto uno. il solito pennello che lavora. Niente, la caratteristica è sempre quella di far Sì? Ci siamo? Sì, sì, Ok. Che sembra facile, Visto così. Vero? Ma ce la farei anche tu. Ce la farei anche tu. Guarda che poi tu fai anche il master con lui, quindi... C'è il valore aggiunto, diciamo. Lui, tu sei venuto a fare il master anche qua. Istintivamente sì. Anche lui. E quello ti ho visto. È stato svetto lui. Sì. Io infatti vedo che si diceva che eravate insieme. Per me fa quella giornata. Sei venuto a bere con me? Oggi sono presentato. Sei fatto crescere le palle? No, è un po' non era così molta. Ma veramente abbiamo avuto insieme. Sei venuto a fare? Massimo, c'è ancora 5 minuti per spiegarci bene col pennellino. Ragazzi, silenzio, scusate. 5 minuti di silenzio, di concentrazione. Massimo ci spiega bene e poi andiamo a casa. Niente, il pennellino ormai va a seguire le tracce che noi abbiamo fatto precedentemente. La caratteristica, la ripeto sempre, è quella di essere trasparente, di avere sempre un cambiamento di intensità, di spessore, di traiettoria, cioè non deve essere un qualcosa che inizia e finisce, deve essere un qualcosa che spesso neanche si riesce a capire dove va a finire la venatura. Questo grazie, se riusciamo a farlo, al movimento veloce che dobbiamo avere sul pannello. Quindi l'irregolarità è la caratteristica della venatura.
Hai visto cambiare il canale? Sei un artista. No, non sento scollegato. Sì? Quando quindi quanto devi aspettare per anche senso. Ragazzi, il pennello che sta utilizzando è sempre lo stesso, ok? È semplicemente il modo che ha di pressare o di roteare o di far lavorare il piatto. Se lo mette piatto viene fuori questa venatura molto appariscente, molto grossa, che ti permette poi di chiudere con dei cerchiolini e creare proprio questi finti nodi. Per esempio adesso ha pressato, poi punta fine, quindi va parte col grosso e poi con la cefina. Però il pennello è sempre lo stesso. Può essere qualche dimostrazione. E più sei stanco, meglio. Non credo. No, ti ricordi? Adesso ci siamo fermati un po'. Prima c'è una cosa fatta per sedere, cos'è? Abbiamo fatto stiamo facendo e lui sa un po' solo quando esistono altre cose. Questo è il master qua. Ultima cosa, si potrebbe anche al lavoro finito aggiungere, perché il marmo bianco non è bianco e nero, ha anche delle sfumature che possono andare sul rosa, però voi dovete immaginare un rosa molto trasparente, un rosa, una velatura, quindi voi potrete anche prendere una velatura vetro di luto 110 SA e creare una zona. Non è che si deve vedere il rosa, si deve intravedere che il marmo qua rispetto alla cambia non è uguale. Il marmo non è bianco con le venature, il marmo è bianco però ha diverse come dire, intersezioni di velature che si sovrappongono, quindi delle piccole velature sul rosa, sul violetto. Io vi dico cose un pochettino, ecco, che nell'idea, cioè nell'immaginazione potrebbero sembrare strane, però piccole variazioni delicate, cromatiche, vanno ad aggiungere e a dare una realizzazione molto reale e veritiera, perché se no marmo bianco, venatura nera, io come dire, preferisco lavorarci con queste velature, che poi sta a voi, ripeto, mettervi e lavorare ed elaborare e creare un vostro modo di interpretare il marmo. Massimo, l'unico che c'ha il sonoro sei tu. L'unico che riesce a parlare sei tu. Avevo tutti i telefoni scarichi. ma anche io scarico il mio. Mi senti? Sono connesso in qualche modo. Parlare con qua. Devo parlare vicino a Massimo. Ma funziona il mio? Ah, funziona. Allora dammi Ti do una cuffia,
Allora ragazzi, come abbiamo scaricato i telefoni ce ne andiamo? No, scherzo. Abbiamo detto che... Ma lo spritz non è finito. Lo spritz Solo no. il telefono scarica. Telefono scarico, quindi dobbiamo interrompere la riunione che stiamo facendo. Poi cominciamo il party con la spritz, arrivano poi le ballerine, quelle brasiliane. Sai che qua ci sembra... Ah no, cioè, le mogli connesse non devono sentire. Attenzione che viene fuori il calabrese. Esatto. Cosa fate? Ci siamo persi anche... Ah, ecco. Siamo qua. Allora, per concludere comunque, mi è piaciuto molto il discorso che hai raccontato. Col pennello fai sempre... Il tuo pennello è sempre un grande pennello, non so come mai, c'era quella pubblicità, ma su di te funziona di più. E quindi grazie per quello che ci hai fatto vedere. Penso che toccherà farne un'altra prossima volta che fai un corso qua a Milano. E ho delle richieste, mi dicono 2 cose, mi chiedono di fare dei corsi con te, con Estasi di Marmo, e poi mi chiedono anche come funzionano i corsi qua. Allora, anzi, veramente domande sono 3. Allora, prima domanda, i corsi di Massimo Gallo, lui è un professionista, dà la sua consulenza, super consulenza, quindi lo trovate online su Messenger tranquillamente, lo contattate e lui vi dirà quali sono le sue disponibilità per fare i corsi anche in tutta Italia, quelli che fa qua a Milano, qualche adesso ne fai uno in Sardegna, giusto? Sardegna e Polonia un po'. Vabbè, in Polonia non credo che da Lecce vengano in Polonia, però. No, sicuramente no. Quindi questo per quanto riguarda Massimo. Per quanto riguarda noi, abbiamo i nostri corsi qua in azienda, li tiene Paolo, quindi potete andare sul sito c'è un modo per registrarvi, per iscrivervi, e credo che ci siano ancora un paio quest'anno, forse anche di più, perfetto, quindi 3, quindi potete tranquillamente iscrivervi lì. Per quanto riguarda invece questa esperienza, la rifaremo, sono sicuro, mi è piaciuta. Credo che questa idea di fare l'aperitivo tutti insieme è anche divertente. Vi è piaciuto? Sì. Perfetto, ho sentito da là che ci arrivano anche commenti positivi, quindi grazie per questa compagnia che ci avete fatto, siete stati più di 100, quindi mi fa molto piacere. Noi la prossima volta cercheremo di arrivarci con le batterie più cariche. Per stasera vi salutiamo, andiamo a festeggiare con le ballerine! A Modena. Ci vediamo domani mattina.